da Francesco Camuca qui dal palazzetto dello sport Ciro Genova di Carini di fronte a Mistral Carini e Bovalino Calcio a 5, giornata numero 6 del campionato di Serie B Girone H. La squadra di coach Toti La Bianca caccia del quinto sigillo consecutivo dopo la sconfitta patita all'esordio contro Ladrano in situazioni comunque quasi di emergenza e con un risultato senza dubbio bugiardo come quello emerso nei 40 minuti della gara d'esordio in questo campionato e in generale in Serie B per il Mistral Carini e per la città di Carini, che si appresta a vivere un'altra partita, tutta da vivere, una partita importantissima contro una squadra alla ricerca di punti pesanti in chiave salvezza, ma di fronte, come detto, c'è una squadra che viene da 5 vittorie consecutive, l'ultima ottenuta contro il Blinking di Soverato 7 giorni fa. Avete potuto vedere gli highlights sul nostro canale YouTube e sul nostro canale YouTube potete vedere in questo momento diversi match di calcio a 5 e anche di calcio giovanile. Ce ne sono in particolare 4, compreso questo, che si possono vedere in contemporanea e potete vederle sul nostro canale YouTube, dove tutto è visibile su tanti dispositivi, sui vostri smartphone, sui vostri tablet, sui vostri computer e sulle vostre TV smart. Naturalmente tutto gratuito, basterà ovviamente iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdere neanche un'azione. Tutto pronto per l'inizio della partita, andiamo a vedere i quintetti partendo dal Bovalino che si schiera con il suo portiere titolare Benavoli, maglia numero 22, poi maglia numero 7 per Giovanni Avarello, maglia numero 20 per Rondo, maglia numero 5 per Clemente, maglia numero 6 per Dattilo. Risponde il Mistral Carini con Uriel Listro in porta, Capitan Giangrande da centrale, laterali Salvo Murò e il rientrante Aleandro La Rosa con Nino Cascino, il bomberissimo della formazione oggi in tenuta bianca, a completare il quintetto. La scelta di puntare, considerando anche la regola dell'unico straniero, su Uriel Listro come appunto straniero in campo per il Mistral. Dall'altra parte invece coach Gianfranco Sanzotta non dispone di giocatori stranieri nel proprio roster. Credo che sia da sistemare qualcosa. Sembra che però tutto sia ok, con i due arbitri che si stanno consultando con il cronometrista. Ancora un po' d'attesa. Si stanno muovendo per non perdere. Vediamo qual è la situazione. Mancava una casacca per un giocatore del Bovalino. Sinceramente nulla per cui perdere questi circa 3 minuti. Si parte, primo giro al pallone dato dal Bovalino, mettetevi comodi per assistere a Mistral Carini. Bovalino calcio a 5. Il primo pallone gestito dalla squadra ospite in tenuta Amaranto, però subito Murò a recuperare e a calciare addosso al portiere, poi la palla è buona per Cascino, costretto a ricominciare, ma subito dopo una quindicina di secondi palla gol per la squadra di Toti La Bianca, con Murò che anche nella gara di Soverato ha timbrato il cartellino, una splendida punizione
in avvio di secondo tempo per dare ulteriore forma al successo. Qui Giangrande si inserisce, Giangrande, il salvataggio sul palo da parte del portiere che poi esulta. La parata di Mazzei in calcio d'angolo. E dunque già dopo meno di un minuto, 51 secondi sono trascorsi dal fischio d'inizio. Già due palle gol importanti. Cascino, la volée che si perde fuori. Il lancio da parte di Mazzei, maglia numero 23 per lui, è già protagonista di un paio di interventi importanti. Ha già perso palla il Bovalino. La Rosa, è uscito malconcio 2 settimane fa dalla sfida contro il Marsala. Leandro La Rosa, giocatore dal quale sicuramente si aspetta grandi cose. Qui la chiusura da parte di Avarello che poi spazza via, cerca il contatto con Giangrande, non è di questo avviso il secondo arbitro. Eccolo Giangrande, palla per Aleandro, anzi per Muro, eccolo La Rosa. Con Cascino, dove hanno giocato insieme, come abbiamo già ripetuto diverse volte in diretta, con la maglia del Canicatti calcio a 5 in 2. Muro, giro palla del Mistral che poi scucchiaia questo pallone per La Rosa, l'uscita in ginocchio da parte di Mazzei, portiere classe 94, con la testa di Giangrande, palla in fallo laterale, cerca di dare scorrevolezza a quello giro palla, la squadra di La Bianca cerca invece subito le torri, se così possiamo dire, un termine più calcistico. Intanto tentativo direttamente verso i pali da parte di Aldo Mazzei. Distro l'ha lasciata scorrere, adesso può ripartire con l'ennesimo giro palla di questi primissimi minuti di partita il Mistral Carini. La Rosa, Muro, tiro deviato, la blocca Mazzei, fiondata con le mani di testa La Rosa, mette giù Giangrande con la solita eleganza. Eccolo La Rosa, palla per Muro, cerca di allungare la paccata su Avarello, il quale quasi lo ferma, poi la palla finisce fuori, rimessa comunque per il Carini dopo il tocco di Giovanni Avarello, classe 88, il capitano degli Amaranto. Gira ancora il pallone tra i piedi dei giocatori in tenuta bianca con La Rosa, cerca Muro il contatto non falloso contro l'arbitro con Dattilo. Rimessa per il Bovalino, con la palla giocata in avanti, Giangrande col controllo, pressato da dietro, tocca alla Rosa, adesso Cascino. La Rosa, Muro, palla per La Rosa, il controllo per tunnel di Clemente, poi il tocco per Muro, Cascino, pronta alla porta, sterzata, trova tutto chiuso, ancora Cascino, sta porta sinistro, Cascino mette dentro il palo ancora, questa volta è stato Muro a colpirlo. Secondo legno in poco più di 3 minuti per il Mistral Carini. E allora riparte però ancora la squadra di Coach La Bianca che sta già esercitando il suo dominio sulla gara. Tira Muro dalla fuori. Mazzei decide di giocare vicino sul numero 6 Dattilo, poi il Rondò, Dattilo rischia sulla pressione di Cascino. Palla giocata in avanti, Avarello, palla alla porta, gliela tocca Giangrande che poi recupera, passa Giangrande, però il campo è finito, allora rimessa per Avarello.
Dattilo appoggia a Mazzei che la porta su, come va d'esterno, tiro deviato, la rimessa è per il Bovalino. Con questi tentativi estemporanei del portiere Rondo, palla per Clemente sopra la traversa, il tentativo del numero 5 della squadra calabrese. 7 punti in classifica, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte per la squadra di coach Sansotta. Intanto Giangrande per la Rosa, arriva Cascino, scappa Giangrande, cerca di riparare lo spazio ma sbaglia, e allora Rondo dentro, il grande intervento qui, la Rosa che spinge a ripartenza, la Rosa però va a sbattere sul muro, cerca di passare Clemente, in qualche modo ce la fa. Rondo in avanti per il gol di Avarello che sfrutta la palla in verticale di Rondo e all'improvviso, in maniera inaspettata, passa a condurre il Bovalino. 4 minuti 32 secondi sul cronometro, la firma di Capitan Giovanni Avarello. 35 primavera, il 3 dicembre per lui. E gol inaspettato, possiamo dire, per come stava andando la partita del Mistral, che ha colpito 2 legni e ha avuto anche un'altra occasione respinta da Mazzei. Però si è fatta sorprendere in questo tentativo di ripartenza. Bravo Rondo col pallone con i contagiri per il suo capitano. La Rosa prova a passare, la Rosa passa, l'anticipo poi di Dattilo sul tentativo di appoggio in rete. Ricordiamo Mistral che non dispone di Jesus Pico, motivo per cui, anzi tra i motivi per cui ci sarà Listro tra i pali. Per probabilmente tutta la partita. Qui la Rosa col no look per Giangrande, Giangrande, Cascino tagliato fuori perfettamente, ma attenzione a muro sopra la traversa. Si inizia a muovere Gianbanco, vuole già cambiare qualcosa. Toti la Bianca di testa qui, intanto rischiano qualcosa. La Rosa e Giangrande, alla fine la palla è tra le mani di Uriel Listro. La Rosa, serie di finte, calcia! All'improvviso la Rosa lo trova, il gol dell'1-1, la firma del numero 29, forse una deviazione che ha spiazzato Mazzei, ma quel che conta di più è il ritrovato equilibrio della partita per il Mistral. Passati 6 minuti, il conteggio cambia nuovamente, questa volta per 1-1. Qui va giù Dattilo, Muro, Giangrande, la Rosa va a puntare proprio il numero 6, blocco di Muro. La Rosa, Muro in qualche modo la tiene, poi passaggio sbagliato, va a pressare Muro, se la riprende. La Rosa per Giangrande, l'applauso è ritmato da parte di Coach La Bianca per cercare di scuotere i suoi. La Rosa, altra sterzata, finta il tiro, si mette fronte alla porta, ancora la Rosa va a sfidare il neoentrato Nisci. Occhio alla Rosa ancora, e palo, poi Cascino cerca di ripulirla, Cascino spalla alla porta, la perde, ma terzo legno in 7 minuti quasi. Mazzei corre, va a calciare, Listro in bagger, poi Rondo non trova la porta, che se avesse impattato bene il pallone sarebbero stati dolori per il Mistral. Qui però ancora una volta questa uscita rapida
di Mazzei, palla al piede. Cascino se la porta, viene raddoppiato, lo chiude Rondo. Fin qui ottima l'applicazione in partita del giovane, classe 2005 Filippo Rondo. Qui intanto la rosa. Cascino la fa scorrere, rimessa Mistral Carini, mentre coach Sansotta dà indicazioni sopra. Muro. Serie di finte, Muro, una sterzata, Muro! Piega le mani, anche lui a Mazzei. Esplode il destro di Salvo Muro. È partita ribaltata, adesso è 2-1 per il Mistral Carini. Va ancora in gol il numero 8 della formazione oggi in tenuta bianca. 7,5 giocati, anzi a dire la verità 7,40 giocati, e punteggio che cambia ancora questa volta. È il primo vantaggio nella serata per la capolista del girone H, la rosa, serie di finte. Muro, Cascino, la rosa. Giangrande, la rosa, Giangrande, Cascino va a puntare. Cascino, sterzata su Nisci, poi Giangrande ancora, Muro, la rosa. Muro, c'è spazio, allunga la falcata, Muro, guarda il portiere che si mette lì in posa ancora una volta, poi Rondo non riesce nell'uscita. Muro allarga dalle parti di La Rosa. Ancora La Rosa per Listro, che è costretto a calciare da lontano. L'azione si spegne. Se ne sono andati quasi 9 minuti, quasi metà del primo tempo. Fin qui molto rapido, molto scorrevole, con i 3 gol, ma anche i 3 legni colpiti, tutti dal Mistral Carini. Con la rimessa per Mazzei, lancio lungo, diventa quasi un tiro. La palla che sorvola abbondantemente alla traversa. Giangrande, mentre va al cambio, quasi pronto per andare al cambio, Gianbanco. Si sta preparando anche Palazzotto, come affaticato che è lì. Giangrande, La Rosa viene incontro e riceve, poi serie di finte di La Rosa, arriva al fallo di Clemente, primo fischio della partita. Partita, come detto, abbastanza scorrevole, prova ne sia che il primo fallo arriva praticamente a metà del primo tempo. Muro contro Gnisci, poi appoggia Giangrande, ora Aleandro La Rosa. Giangrande, mentre intanto forse qualche problema al crono. Semplicemente era stato assegnato il fallo al Bovalino, o meglio era stato assegnato il fallo contro la Mistral. Tutto ok comunque, si gioca. Cascino, la sterzata su Clemente, poi scarico indietro Giangrande. Muro per La Rosa. La Rosa cerca spazio, blocca in maniera blanda Cascino, poi palla per Muro, finta il tiro, poi si defila, ancora Muro, va sul fondo, Muro, uscita da parte di Mazzei, già battuto l'angolo, Cascino sul fondo il suo tiro. Spazio per Gianbanco, panchina per Cascino. Nisci, pallone per un altro subentrato, però sia Reale, poi Amarello anticipato da Filippo Giangrande.
presenza di Dopico chiaramente rende ancora più corte le rotazioni in casa Mistral, quindi chiede un sacrificio più grande ai giocatori in maglia bianca. Tra l'altro sono 3 gli elementi di rotazione, oltre a due under. Componenti della formazione juniores, e oltre ovviamente a Peppe Giglio, che qualora servisse prenderebbe fondamentalmente il posto solo di Uriel Listro. Gianbanco, La Rosa, Muro, eccolo Gianbanco, pronto alla porta, non trova luce per il tiro, la tiene, non la perde, fa bene allora. Muro allunga la falcata, Muro brucia l'avversario, Giangrande, Muro non arriva, poi ancora Giangrande con la palla fuori. Qui ha cercato l'assist prima Giangrande, ha cercato prima l'assist di ritorno per Muro, poi ha cercato il tap-in sulla corta respinta degli avversari e non è stato fortunato perché la palla è uscita veramente di poco. Ma Giangrande va a recuperare, cerca il tocco ancora, cerca l'assist, poi si arrabbia con se stesso. Mistral che avrebbe l'opportunità di ampliare ulteriormente il gap e ne avrebbe anche bisogno per gestire in un certo modo la partita, proprio come dicevo prima, per le rotazioni abbastanza corte, comunque più corte del solito. La Rosa blocca per Muro, poi si toglie, eccolo La Rosa. Giangrande, ancora per Aleandro La Rosa, arriva Gianbanco, La Rosa prova a scappare Gianbanco, spalla alla porta Muro nel duello con Reale, classe 2000, che recupera la palla, sarà rimessa per il Bovalino. Palla in profondità sbagliata da Clemente. Qui Bovalino non poteva arrivare sul pallone. Rimessa per il Mistral, 8 minuti da giocare. Muro, La Rosa, arriva il blocco di Giangrande, poi la palla dall'altra parte per Gianbanco, portato fuori, la perde il 22 in maglia bianca. Reale cerca lungolinea Varello, subito aggredito a Giangrande che per poco non gli sradica la palla dai piedi. Palla poi dall'altra parte di Dattilo, intercettata da Gianbanco. Non vuole correre rischi, si appoggia a Muro, suolata alla Rosa. Palla per Gianbanco che la controlla sull'uscita, poi si scontra con Muro. Mazzei stavolta gioca vicino su Varello, pressato sempre da Giangrande e sbaglia Varello. Giangrande come al solito molto efficace sul pressing e Gianbanco murato da Mazzei a botta sicura. Era arrivato Gianbanco, solita uscita a scivolone sul terreno con le ginocchia del portiere del Bovalino, mentre coach Sansotta ha già prenotato il time out quando la palla andrà fuori e sarà in possesso degli ospiti. 7 e 9 da giocare. Muro, ancora Mazzei, poi ancora Giangrande, ancora Mazzei. Doppio miracolo ancora del portiere che sta tenendo a galla letteralmente la squadra calabrese. Qui l'intercetto di Reale, la rimessa con Muro e con La Rosa. La Rosa, serie di finte. Ancora La Rosa converge, cambia banda, va da Giangrande. Muro
La Rosa si muove, poi prende il centro, ecco il pallone per lui, servito Muro, più attento di lui Mazzei con l'uscita. Dattilo, scambio con Reale che non si chiude, non arriva ancora questa palla fuori per il Bovalino, costretto a scalpitare per ottenere il time out Gianfranco Sansotta, l'allenatore del Bovalino. Giangrande, palla per Palazzotto, appena entrato in campo, intanto fallo proprio sul 27 da parte di Dattilo. Calcio di punizione, secondo fallo speso dal Bovalino, 0 quelli spesi dalla Mistral che adesso è in possesso. Giangrande, Palazzotto pressato, arriva Gianbanco che in qualche modo prova a prenderla, poi recupera Gianbanco, gran giocata, ma Mazzei ha i tentacoli al posto delle mani e dei piedi, qui però sbaglia. Giangrande, ha saltato Mazzei, Giangrande, come Alberto Tomba, Filippo Giangrande, gol del capitano, gol del 3-1. E time out, adesso sì, per coach Sansotta. Conclude il minuto di sospensione chiesto al Bovalino e va sotto 3-1. Si riprende con Rondo che torna sul parquet del palazzetto dello Sport Ciro Genova. Clemente, Rondo qui la giocata, recupera il pallone, la Rosa. Palazzotto, la Rosa. Sul pallone, poi cerca Gianbanco. Aggancio complicato anche per uno come lui. Allora Mazzei prova a muovere il pallone, il Bovalino. Qui l'avanzata da parte di Dattilo, poi tiro di Clemente, c'è la direzione di Giangrande, palla fuori, ultimi 5 minuti in arrivo per il primo tempo. Vantaggio meritato per il Mistral, anche il doppio vantaggio mi pare meritato, la squadra che ha colpito 3 legni e che ha impegnato in almeno altre 2 o 3 circostanze Mazzei. Qui intanto il tiro ribattuto, la Rosa. Palazzotto per Giangrande, Palazzotto rischia, poi Listro la deve mettere fuori. Capire se l'ha toccata Listro, se la palla ha sbattuto sul palo, ma qui Palazzotto ha rischiato enormemente. C'è l'angolo per il tiro direttamente sul fondo da parte di Clemente.
La Rosa. Gianbanco, La Rosa. Serie di finte di Palazzotto che poi riceve incontro. Ancora La Rosa. Di spalle contro Dattilo. Giangrande rischia e alla fine la perde. Rondo. Conclusione alta. Ma qui qualche rischio di troppo in casa Mistral Carini. La Rosa, tocco per Giangrande, Palazzotto, nuovamente dal capitano della Mistral Carini. La Rosa, vince il blocco Palazzotto, la palla per Giangrande, La Rosa, Gianbanco, lungolinea Giangrande che riceve, cerca la giocata su Avarello e per lo scontro direttore di gara che chiama a sé i due capitani. E chiama time out coach La Bianca a 3:52 dall'intervallo. Termina il minuto di sospensione chiesto da Toti La Bianca. Si prendono qualche secondo extra in casa Bovalino. È entrato affaticato, è rientrato Cascino. Rotazioni possiamo dire completate in casa Mistral con di fatto soltanto i due giocatori under e Peppe Giglio in porta. La Rosa, Palazzotto, Cascino rischia, Listro, bravissimo su Clemente, affaticato. La Rosa fronteggia Rondo, poi scarica indietro. Palazzotto, lungolinea per Cascino che la calcia in due tempi Mazzei che va a lanciare lungo, si riparte dal fondo. La Rosa, serie di finte di La Rosa contro Rondo. Palla per Cascino, La Rosa la fa rimbalzare poi. Si riparte dal fondo, le proteste qui di La Rosa, poi Rondo, anzi. L'errore da parte di Dattilo, poi le proteste di La Rosa e di Cascino. Già recuperato palla il Mistral Carini, 2:44 da giocare, affaticato, cerca la palla di ritorno per Palazzotto, non la trova e comunque un laterale affaticato. Seconda partita per lui, ritorno in campo dopo la squalifica. Rischia Palazzotto, regala il fallo laterale al Bovalino. Lo schema Clemente, palla sul primo palo, Listro la mette fuori, poi la palla uscita.
schema chiamato dal numero 5 che gioca sul tattilo. Rondo, Mazzei, altra palla lanciata tesa da Mazzei, Distro la fa su. Cascino la porta a spasso con la suola, viene sgambettato. Terzo fallo commesso dal Bovalino a 2:10 dalla fine del primo tempo. Cascino, ancora 0 falli per il misto. Muro per affaticato, mentre è tornato Muro al posto di La Rosa. Cascino se ne va, accelera Cascino, fermato da Dattilo, cerca di non farlo girare, Dattilo si autolancia, la palla finisce fuori. Per Palazzotto che trova la giocata su Clemente, bravo per il numero 5 a recuperarla, poi a Varello l'uscita da parte di Distro. Muro, lungolinea, la palla dentro, gran giocata del Mistral, 4-1 e arriva finalmente, tanto attesa, la prima firma della serata per Nino Cascino. Arriva il giallo per Palazzotto per il fallo precedente e anche il cumulativo. Eccolo qui, il primo fallo della partita per il Mistral a 1:30 dall'intervallo. Comunque 4-1 per il Mistral, a segno Nino Cascino, quarto marcatore diverso. Gol La Rosa, Muro, Giangrande e appunto il bomber di coach La Bianca che qui va a pressare su Dattilo. C'è un fischio. Giallo per Muro intanto. In ogni caso secondo ammonito in casa Mistral, tra altre cose 2 ammoniti con un fallo solo commesso, quasi un record. Dopo Palazzotto anche Muro finisce nel tappino dei cattivi. Punizione per palla trattenuta, sì, l'ho visto bene. A 1:19 dalla fine del primo tempo. Palazzotto prova a passare, Palazzotto se ne va, trattenuto da Reale che si becca l'ammonizione. 3 ammoniti veramente in pochissimo tempo, partita abbastanza corretta che si è un po' accesa in questo finale di frazione. Quarto fallo speso dal Bovalino a 1:12 dall'intervallo. C'è affaticato sul punto di battuta, direttore di gara quasi allarmato, non si sa bene da cosa. C'è il fischio dell'arbitro, la rincorsa lunga di affaticato Cascino,
piace, sotto porta, non sbaglia mai Nino Cascino, questa volta l'appoggio che vale 5-1 e partecipa al gol anche Stefano Faticato. E adesso in piena discesa, viene da dire meritatamente per il Mistral questa partita. Che bravo Palazzotto a chiudere sul Reale. Reale che si incarica anche della battuta del calcio d'angolo, pallone dentro, tocca Cascino, rimessa dall'altra parte. Rondo rischia qualcosa e sbaglia Clemente, l'arbitro fischia. Un po' generoso questo fischio in favore di Ferdinando Clemente. Secondo fallo commesso dal Mistral, 59 secondi. Sul punto di battuta Rondo, ma soprattutto Avarello. Fischia l'arbitro. Se ne va Rondo, calcio Avarello, addosso a Cascino. Avarello chiama in causa Mazzei. Rondo, serie di finte, alla fine la perde. Muro per Palazzotto. Secondo palo, deviazione decisiva di Avarello. Cascino era già pronto lì, non tanto a fare il tapin quanto ad esultare per la tripletta. Muro. Affaticato Muro. Serie di finte di Muro che poi si appoggia a Cascino. Cascino calcia in faccia a Mazzei per Palazzotto. Cascino, Mazzei e poi la mette fuori Avarello. Mazzei l'ha calciata con la faccia, l'ha parata con la faccia. La prima conclusione di Cascino. Sta veramente utilizzando tutto quello che ha per provare a murare le conclusioni degli avversari. Muro sopra la traversa. Ultimi 20 secondi del primo tempo, affaticato anticipo. Reale col tocco, poi Palazzotto. Rimessa guadagnata dal 27 in maglia bianca. Palla scucchiaiata, Cascino prova a passare contro Reale che gli concede solo rimessa. Affaticato, la gestisce Palazzotto, passa Cascino, è passato Cascino e sono 6. E ancora lui, ancora Cascino, questa volta di pura prepotenza sul Reale, ancora in gol il bomber del Mistral, 6-1. Ultimi 5 secondi del primo tempo li fa trascorrere con calma il Bovalino che è sotto di 5 reti. Noi andiamo in pausa ma restiamo collegati con le immagini dei campi targati sportivi. Tra poco. Le due formazioni si dispongono a centrocampo. Siamo pronti per partire. Bagheria in maglia gialla, completamente giallo, Marsala in maglia blu con bande bianche. Il Rocchi al Marsala che prova a distendersi col pallone in verticale, Pirotto che sguscia via, mette il pallone in mezzo, è arrivato il salvataggio da parte di Castone, poi la conclusione da parte di Iannotti. Murato parte il Marsala che vuole vuole subito far capire le intenzioni di questo pomeriggio. Molto vicino a Rustico. Qui bello spunto di Matteo Mamona a destra, pal cross in mezzo, deviazione, poi la conclusione di 6 a suo campo, altissima, si era coordinato bene, Gastone con le mani.
cercare Stassi che prova a prolungare di spalletta a Minnone col mancino. Barbera, primo tiro in porta e questo qui. I due centrali del Bagheria, Flamia rimane. E poi Stassi e Minnone. Pallone basso in mezzo, Procida la gira col mancino. Ancora corner per il Bagheria. Caracappa stolta sul secondo palo. Costa scavalcato, Castone va di testa. Pallone sul fondo. Pallone in mezzo, Ferrara non esce. Stassi mette fuori per la conclusione deviata. La palla rimane di Ferrara con personalità anticipa Rallo. La barriera sembra molto vicina. Da Monte tocca per Iannotti, deviazione, c'è corner. È fastidioso che lo sia il termine adatto per definire la prestazione di Marseille al primo tempo. Qui a voto Flamia che ha sbagliato l'intervento, calcia Vetrano sul primo palo, pallone sul fondo, c'è calcio d'angolo. Vetrano arriva a sostegno, Mamone che fa tunnel a Fiorentino e se ne va. Sgasa a destra Mamone, pallone a rimorchio, sta arrivando Rustico che conclude col sinistro, pallone alto, bella azione del Marsala questa qui. Arriva Virzì che si impegna per tenere il pallone in campo, ci esce, va il cross, teso in mezzo, rimpallo, Stassi, la gira Stassi, facile per Barbera. Apre bene su Fiorentino che fa il sombrero, Mamone che di Fiorentino che è passato, destra di Fiorentino diventa un cross, arriva Gastone, Ferrara, anzi Barbera, che parata ha fatto Barbera, super, 4 uomini in barriera. Parte Stassi, potente Barbera sul suo palo, ha calciato molto bene Stassi, è riuscita a tenerla bassa. Procida lungo verso Stassi di testa, vola Stassi, Barbera. Vuole averci il Bagheria, Morana per controllo. Lungo per Fiorentino, di testa. Aneli, arriva il fischio dell'arbitro. Appena scuoti 4, finisce 0-0. Non una bellissima partita. Cammino del San Giorgio Piano in coppia. Mister, considerazioni sulla partita? Ma oggi è stata un'altra bella prova da parte del gruppo, siamo partiti veramente bene, col piglio giusto, anche il Casteltermine ha fatto una bella partita, poi abbiamo aspettato, come hai detto bene tu, la ripresa per fare gol alla prima occasione. Abbiamo concesso qualcosina, quindi lì andremo a lavorare, però siamo soddisfatti perché era un obiettivo passare il turno e quindi ci siamo andati con pieno merito. C'è stato una prestazione, un aspetto particolare della prestazione che l'ha soddisfatta? Ma in alcuni frangenti della partita dove abbiamo sofferto siamo stati belli corti, compatti, poi anche il nostro portiere ha fatto 2 interventi importanti, quindi sono soddisfatto di tutti i ragazzi, soddisfatto della prova del gruppo, che ha messo veramente in campo quella voglia e quella determinazione che serve in queste partite, perché giocare con un vantaggio di 2-0 in trasferta, poi in casa magari sai, certe volte ti puoi lasciare andare perché pensi che il turno sia un po' a favore, e quello è un errore che non si può commettere. I ragazzi non l'hanno commesso, sono stati sempre sul pezzo e quindi la concentrazione che hanno avuto nella sofferenza mi è piaciuta tantissimo, perché è una grande qualità quella di saper soffrire. Mister ha parlato dell'ottima prestazione di Belmonte che non abbiamo visto nel match di andata, giocato invece da Polizzi, il nuovo portiere che ha disputato la prima partita, però purtroppo nel finale del match ha avuto un brutto scontro. Può parlarci un po' delle sue condizioni? Guarda, abbiamo fatto la risonanza, quindi ancora non sappiamo di cosa si tratta, quindi aspettiamo l'esito appunto della risonanza fatto ieri e lo aspettiamo a braccia aperte. Però Christian oggi ha risposto presente come nelle altre partite, sappiamo di avere 2 grandi portieri e quindi una grande squadra deve avere anche 2 grandi portieri. Anche oggi ha dimostrato di aver messo in campo una squadra quadrata, prestazione da segnalare è quella di Jack Serio che è tornato al gol, un po' la prestazione della sua squadra, in particolare appunto del gol di oggi. Assolutamente sì, Jack lo sappiamo, è un giocatore che a noi ci fa sempre la differenza, ma non solo lui, anche Davide si è sacrificato, a centrocampo abbiamo avuto il piglio del gioco in alcuni frangenti, specialmente all'inizio, anche in difesa i giocatori della difesa hanno giocato benissimo, veterano Ivan, anche Gabriele Rubino, e chi è entrato oggi mi è piaciuto tantissimo e quello è quello che chiedo ai ragazzi, una mano quando si entra in campo, devono dare tutto e l'hanno data, e quindi sappiamo che possiamo contare su un gruppo di 24 ragazzi e si devono fare trovare sempre pronti. Prossimo appuntamento, si tratta del campionato, appunto si torna in campo
campo domenica 12 novembre contro l'Alba Alcamo. Alba Alcamo che ha pareggiato l'ultimo incontro contro il Bagheria. In che modo vi preparerete? Sappiamo che affrontiamo un avversario che ha subito soltanto 3 gol, quindi è una squadra molto quadrata, allenata bene da Virga, grande allenatore, quindi in settimana andremo a lavorare appunto in prospettiva di questo avversario che dovrà essere nostro. Il ritorno degli ottavi di Coppa Italia porta la firma di Jack Serio. Come valuti la prestazione di oggi della squadra e in particolar modo la tua? Innanzitutto è stato importante portare dalla nostra qualificazione, cosa non abbastanza semplice perché comunque nonostante la partita dell'andata su comunque un vantaggio importante c'era sempre una gara di ritorno da giocare con un avversario abbastanza ostico. Siamo stati bravi a sbloccarla e bravi comunque a contenere le imbarcate, i contropiedi, tutto quello che era il gioco della squadra avversaria. Oggi ti sei fatto trovare sempre pronto, sei tornato al gol, le emozioni che hai provato? Io non vivo tantissimo per il gol, io preferisco magari fare segnare il bomber che è un 9 e ne ha bisogno. Per me la cosa più importante è che la squadra mi faccia divertire, io ho bisogno di una squadra che mi faccia divertire, qua piano ci sono tutti i presupposti, poi alla fine che Serio segni o no poco importa. A proposito di bomber, hai parlato di Davide Carioto, quando entrambi siete in campo riuscite davvero a dar spettacolo? Sì, già sono tanti anni che comunque volenti o nolenti ci ritroviamo nella stessa squadra, è normale che poi col tempo l'intesa si affina e diventa tutto più semplice per noi. Prossimo appuntamento, si torna in campionato, regolare stagione appunto, domenica 12 novembre contro l'Alba Alcamo. In che modo preparerete il match? Ma sicuramente è quella di una squadra che ha bisogno sempre di portare avanti quello che è il fiore in cascina. È normale che tutte le squadre ci incontreranno come la capolista e quindi è giusto che ci sia l'atteggiamento giusto per portare i 3 punti a casa. A proposito di capoliste, in questo momento siete voi al vertice di questo campionato di promozione. In che modo riuscirete, appunto, volete tenervi stretto questo posto? Ma io credo che di partita in partita poi si debba dare battaglia su tutti i fronti e su tutti i campi perché ci saranno appunto squadre attrezzate, squadre come San Vito, come Parmum che daranno filo alla torcere fino alla fine.
inizia il secondo tempo qui dal palazzetto dello Sport Ciro Genova di Carini, mister Carini contro Bovalino, ricordo, sesta giornata del campionato di Serie B Girone H di futsal, con la capolista che è in vantaggio per 6 reti a 1, ricordo l'iniziale vantaggio firmato da Avarello per gli ospiti, poi 6 reti per la squadra di coach Toti La Bianca, vantaggio a mio parere meritato per quello che si è visto fin qui in campo. Ricordo il gol del pareggio di La Rosa, il gol del sorpasso da parte di Muro, 3 gol di Cascino e poi in mezzo anche la rete segnata da Filippo Giangrande. In campo faticato Palazzotto, La Rosa e Muro per il Mistral Carini, dall'altra parte il portiere Mazzei, poi con il numero 7 Avarello, con il numero 6 Dattilo, con il numero 9 Nisci e con il numero 20 Rondo. Ricordo che è indisponibile per il Mistral Carini che sul Topico, che sta guardando la partita a bordo campo, affaticato, Palazzotto cerca di dribblare, rischia qualcosa, poi calcio addosso a Rondo per cercare di guadagnare vantaggio, alla fine sfera che arriva dalle parti di Aleandro La Rosa. Qui La Rosa lo scambio che non riesce con Muro, per La Rosa il primo gol in casa, la sua nuova maglia, quello del momentaneo 1-1, quello che diciamo rotto l'incantesimo dopo che il mister aveva colpito 3 pali tutti prima di segnare. Muro, palla alla Rosa, 1 contro 1 con Rondo, La Rosa serie di finta, c'è il raddoppio, ancora La Rosa cerca di passare in mezzo, intercetta Rondo in fallo laterale, parla con Muro per lo schema, l'ex tra le altre del Canicattì. Muro, destro, vola, Mazzei, palla in fallo laterale. Andrà a batterla Michele Palazzotto, e in realtà un calcio d'angolo, affaticato. La Rosa qui manca l'impatto tra la sua suola destra e il pallone. C'è Mazzei che dà manforte il possesso del Bovalino, poi decide di rinunciare. Palla Dattilo, Rondo, Nisci, serie di finte, poi fida ad Avarello, Dattilo per Rondo, Rondo corre lateralmente, lo ferma Palazzotto, Palazzotto costretto a metterla via, alla fine trova anche La Rosa, Nisci gliela porta via. Poi Rondo, duello con Palazzotto, prova a passare col tunnel, Nisci, classe 2005, Rondo sta sicuramente lasciando un buon impatto su questa partita. A mio parere il giocatore si sta facendo anche preferire tra quelli in maglia amaranto. Quindi Nisci va dentro, intercetta affaticato, vediamo se parte in contropiede, la tenuta abbastanza evidente di Dattilo che va sulla croce, doppio giallo, doppia munizione e rosso per Dattilo. Minuti di inferiorità numerica, a meno che non segni prima qualcuno per il Bovalino. Tra l'altro superiorità numerica in cui il Mistral gioca senza pivot, in un certo senso sia Gianbanco sia il Cascino sono fuori. Vedremo se batterà il possesso del pallone, se cercherà il gol
Lo cerca qui la Rosa con questa punizione un po' sorpresa. Di spaccata non 6. Poi Nisci la calcia più lontano che può. Ovviamente l'obiettivo del Bovalino è quello di far scorrere il più velocemente possibile e senza danni questi 2 minuti. Affaticato Muro, affaticato, la piazza addosso a Mazzei, poi palla in fallo laterale. Muro, palla per la Rosa, ancora Muro, finta, palla per Affaticato che cerca il secondo palo, poi pallone ancora incollato ai piedi dei ragazzi in maglia bianca. La Rosa, Muro prende il centro, lo ferma Rondo senza commettere fallo, prova addirittura a ripartire, Affaticato chiude, Listro la tiene in campo. Palazzotto per Muro, ora la Rosa. Mentre sta per spegnersi anche il primo dei 2 minuti di superiorità numerica, Affaticato, giro palla che porta al tiro, respinge Mazzei. Poi Nisci che discute col direttore di gara, nulla da segnalare. Muro, la Rosa, Muro, ancora la Rosa, non Affaticato, nuovamente la Rosa, adesso Muro ha spazio per il tiro un po' strozzato, anche qualora fosse un passaggio per Affaticato sul secondo palo. Intanto pallone lungo, Avarello, si riparte dal fondo. Non ho capito se il direttore di gara ha visto una deviazione di Avarello oppure non ha visto quella di Muro. Intanto incespica sul parquet Affaticato. Alla battuta, Affaticato di testa, poi Muro, tunnel di La Rosa verso la porta, se l'è mangiato Palazzotto, poi ancora, questa volta lo trova, il settimo gol, se n'era mangiato uno a mio parere più facile 3 secondi prima, ancora assist di Affaticato, settimo gol. A 1. Si va a sedere in panchina Palazzotto, mancavano una ventina di secondi prima del ritorno in parità numerica. Ci torna in parità numerica il Bovalino, ma perché ha segnato il Mistral, settimo gol, mentre porta sul pallone Papalia appena subentrato. Muro cerca la Rosa, passaggio non facile da gestire, mentre intanto è a terra Varello dall'altra parte. Nisci calcia palla fuori, si è rialzato Varello. Sarebbe una beffa se il Bovalino, oltre a perdere la partita, perdesse altri pezzi. Ha già perso Dattilo per la prossima gara che sarà squalificato. Nisci scucchiaia, Listro protegge, Rondo cerca di arrivare, comunque non ce la fa. La Rosa, il tentativo di Muro, arriva Nisci, poi Papalia, Avarello, è un 3 contro 1, attenzione, Rondo davanti al Listro, in uscita, in posa. La Rosa passa per vie centrali, la Rosa cerca il pallone, qui ignorata una trattenuta sulla Rosa, mentre intanto c'è in campo Giambanco. Nisci si defila contro Giambanco, palla in calcio d'angolo. Muro, atteso da Papalia, passa poi verso Giambanco, il quale non riesce nella giocata anche per un contatto con Nisci che protesta, ma il
fischio sembra corretto, mentre torna Reale al posto proprio di Gnisci. E punizione, secondo fallo commesso dal Bovalino, ancora 0. Il Mistral, che già nel primo tempo ha commesso il primo fallo a un paio di minuti dall'intervallo, ma sta provando ancora a tenere bassa la situazione falli. Intanto punizione, Muro e Gianbanco. Nel fischio Gianbanco con la finta, Muro colpisce Mazzei, angolo. Se ne incarica Muro dell'angolo verso la Rosa, sopra la traversa. A lungo Mazzei, palla a cercare ma non a trovare Reale, che non riesce a giocare bene. Gianbanco si gira, la Rosa, Giangrande prova a tornare a gestire il ritmo, a gestire la palla. Il Mistral, poi Muro decide di accelerare. Muro dall'altra parte intercetta ancora l'ottimo Rondo fermato qui da Giangrande. Gianbanco, Giangrande, palla per Aleandro La Rosa. Gianbanco, Giangrande, La Rosa passa su Rondo, che però non si arrende. Muro torna da Giangrande, poi scambia con Gianbanco, ora Muro ancora. Muro prova a passare con un rimpallo. Muro! Ha fatto la foto a Mazzei, ancora salvo Muro con una saetta di destro e sale sull'8 volante il Mistral Carini. 8-1. Altra partita in cui il Mistral domina anche sul piano del punteggio. Mancano 13 minuti, altrettanti secondi alla fine. Il punteggio è già abbastanza dilagante e adesso inizia anche a far muovere i suoi ragazzi più giovani in panchina. Torciola bianca, Muro accelera, poi riesce a sterzare. Giangrande per La Rosa, La Rosa, il palo, poi Muro da fermo, prova a puntare, Gianmarco per il gol del 9-1 e adesso dilaga e adesso si diverte la capolista. C'è Cascino che scalpita perché vorrebbe giocare, vorrebbe anche lui approfittare della situazione per ampliare anche quello che è il suo score personale. E a quota 3, mentre addirittura in power play il Bovalino. Possono essere anche delle situazioni di prova, diventa di fatto un allenamento extra per le due squadre. Questi 12 minuti e 22 secondi effettivi diventano a tutti gli effetti un allenamento extra per provare qualcosa. Qui intanto recupera La Rosa, Muro, la porta è vuota, anzi no, c'è Rondo che prende una pallonata allo stomaco. Ok per il class 2005. Si riprende, 12 minuti da giocare, prosegue in power play il Bovalino. Rondo, Avarello, palla per Gnisci, ancora Rondo. Gioca in power play ma di fatto non aggredisce il Bovalino. E
qui recupera palla il Mistral con Gianbanco che vince il rimpallo. Gianbanco, Murò, doppia cifra ancora una volta per il Mistral, a segno ancora Salvo Murò ed è 10-1. Minuti da giocare, siamo quasi a metà del secondo tempo, qui rischia ancora di perdere palla addirittura nella propria metà campo il Bovalino in situazione di power play, sicuramente non il miglior modo di giocare col quinto, quello applicato dalla squadra di coach Sansotta. Qui però perde palla il Mistral. Rondo, Nisci, palla per Avarello, Reale, intercettata su passaggio da Giangrande. Nisci. Incontro e riceve anche Clemente, ricordo che è stato espulso, per chi se lo fosse perso, il numero 6 Dattilo. Tanto siamo oltre la metà del secondo tempo, 9 minuti e 51 secondi. È rientrato Mazzei ovviamente in questa azione dove la palla ce l'ha il Mistral fin dall'inizio. La Rosa, Cascino che è tornato in campo, La Rosa verticalizza, non tocca nessuno, anzi sì. L'anticipo di La Rosa, nel dubbio Listro la gioca e serve Gianbanco. Poi Rondo, Cascino prova a recuperare, alla fine la meglio il 2005, poi Reale, lungolinea per Nisci, buona la giocata, non gestita bene dal numero 9. La Rosa, Gianbanco, sponda, Giangrande, dall'altra parte serie di tocchi, l'ultimo è di Clemente, anzi no, anche in questo caso c'è deviazione, ma tocca allora di Gianbanco. Clemente cerca di girarsi, in qualche modo ci riesce, poi la perde. Gianbanco, Giangrande, Gianbanco. Scambiano ancora il 10 e il 22. Gianbanco non va sul secondo palo da Cascino, si riparte da dietro. Partita è anche abbastanza complicata da raccontare, con Mistral Carini in possesso palla, senza forzare. Cascino
per la rosa. Cascino, punta reale, viene anche raddoppiato Cascino, palla che arriva alla rosa. Giangrande. Giangrande, palla per Gianbanco, deviazione di Rondo. Ancora 7 minuti da giocare. Listro fa stretching e i compagni muovono palla. La rosa, Cascino pronto a portare il blocco. La rosa cambia banda, va da Gianbanco. Ora Filippo Giangrande, palla per la rosa. La rosa, serie di finte, ancora cerca la palla per Cascino. Cascino non la sui piedi, mentre spazio per Stefano Faticato al posto proprio di La Rosa. Recupera palla Cascino. Cascino! Sono 11 per il Mistral, quarta firma personale di serata per Nino Cascino. Sei e mezzo da giocare. Palla adesso ce la Gnisci, Avarello che torna a fare il giocatore di movimento senza maglia da portiere. Gnisci, serie di finte contro Cascino, palla dentro, Avarello prova a calciare, palla fuori. Cascino, Scucchiaia, Giangrande non arriva. E qui ancora ci pensa Gianbanco a recuperarla e a metterla in porta. Diventano 12 i gol del Mistral. Faticato qui col recupero, rimessa Bovalino, 5 minuti 15 secondi, partito ormai abbondantemente in archivio. Cascino recupera, Giangrande, affaticato, Giangrande, Gianbanco, doppietta per lui dunque. Cascino in mezzo a due non riesce a passare, dall'altra parte è entrato Agostino Mesiti, classe 2005, maglia numero 13. Qui Gnisci la perde, poi la ritrova, poi alla fine tocca affaticato a mettere fuori. 4:35. Spazio di nuovo per Papalia, maglia numero 21. Rondo, eccolo Papalia. Mesiti, Gnisci, giovani e vecchi in campo in questo finale per il Bovalino. Tanto spazio per Cusimano, maglia numero 14, gli fa posto Gianbanco.
affaticato contro Papalia, adesso raddoppiato, serve Giangrande, Cascino pronte alla porta, rallenta Cascino perché c'era un avversario a terra, sicuramente situazioni di punteggio in cui si può permettere anche di rallentare un po'. La gioca il Bovalino quando siamo entrati negli ultimi 3 minuti e mezzo di partita. Ha faticato, la recupera. Listro. Palla per Giangrande. Possiamo parlare di accademia totale per un Mistral che a occhio ha praticamente segnato, soprattutto negli ultimi gol, laddove veramente non poteva farne a meno. Qui cerca di uscire con eleganza la squadra in maglia bianca, però Nishi ha la meglio. Guarda la porta, calcia con la punta per prendere in controtempo, non ci riesce. Rondo, così Mano lo ferma. Rimessa a 2:48 dalla sirena finale. Rondo sempre contro Cusimano, duello tra veri talenti. Cusimano meglio, prova a sfrecciare, fermato ancora da Nishi, poi la ritrova ancora Nino Cascino, la ritrova e la spara in porta. Gol numero 13 per il Mistral. Qui cercava gloria personale il giovane Cusimano, la gloria personale la trova ancora un insaziabile, inarrestabile Cascino. Doppia cifra abbondantemente raggiunta nei gol e siamo solo alla 6ª giornata. Qui Giangrande anche con la giocata. Cusimano, corsa laterale, appoggio, ancora prova a cavalcarlo Giangrande, il rimpallo lo sfavorisce. Ultimi 2 minuti di gioco in corso. Rondo non sa a chi darla, si appoggia a Mazzei, poi Giangrande si trova in traiettoria, mette in fallo laterale. Reale, palla per Papalia, palla d'esterno direttamente fuori. Listro lungo, Cascino di testa, palla fuori. Mentre c'è il cambio in porta, ultimi 99 secondi di partita per Giovanni Di Giglio, classe 2007. Cerca ancora Rondo, la tocca Giangrande, rimessa. Tanto altro cambio per il Mistral. Portiere anche molto alto per essere un 2007, 16 anni compiuti a fine agosto, fisico importante. Qui Papalia prova a passare su Giangrande che poi lo rimonta e recupera anche la palla. Ha faticato con Cusimano, visto e servito. Cusimano converge sinistra dall'alto,
un altro giovanissimo nel Bovalino, Michele Fontana, classe 2006, maglia numero 14, ma ormai partita che non ha più molto senso. Cusimano con recupero, attenzione, fallo giallo per Cusimano. Giallo a 20 secondi e 8 decimi dalla fine. Va fuori Papalia, va dentro Mesiti e praticamente sono tutti sotto il 2000 nel Bovalino. Il più anziano tra virgolette è il Reale, che è proprio un classe 2000. Intanto primo arbitro che a confronto con coach Sanzotta. Giro palla del Bovalino, anche se Rondo qui viene pressato. Ultimi secondi, Rondo la tiene, Cusimano lo continua a pressare, arriva adesso la sirena finale, vince, anzi stravince ancora una volta il Mistral Carini, che porta a casa altri 3 punti, quinta vittoria consecutiva, soprattutto 13 gol realizzati contro il Bovalino. Qui dal palazzetto dello sport Ciro Genova di Carini è tutto. Chiudiamo con i saluti qui del Mistral, che mantiene la vetta della classifica. Da Francesco Amuca, da tutta la redazione di Sportissimi, un saluto e un ringraziamento, naturalmente appuntamento alla prossima.